essere. Questione vaccini in primo piano, mentre tra Roma e Venezia continua il braccio di ferro, il tempo stringe, i sindaci si trovano a decidere in autonomia se seguire la linea di Luca Zaia o quello del governo di Roma. Bimba di 4 anni morta di malaria, task force inviata dal Ministero della Sanità per far luce sul dramma, disposta l'autopsia, se ne attendono gli esiti, escluso il contagio con 2 bimbi ricoverati a Trento. Bimbo vittima di episodi di bullismo in classe, 4 maestre indagate per abbandono di minore, non avrebbero vigilato sulla situazione, accade nel Padovano. Assurda tragedia nel Veronese, 60enne muore dopo essere stato travolto dall'auto guidata dalla moglie mentre faceva manovra in garage. All'Alba un altro dramma, 47enne perde la vita in motorino sulla Transpolesana. Furto da record nel negozio Prada, Venezia, un ladro riesce a sfilare una giacca del valore di 50.000 euro e far perdere le proprie tracce. Vitalizi, il Movimento 5 Stelle torna a caricare sui vitalizi, via proposta adesso di legge regionale per togliere il privilegio a chi ha patteggiato una pena inferiore a 2 anni e 6 mesi. 2 fratelli vicentini a processo per una rissa scoppiata in cimitero davanti alla tomba del padre, la zuffa per l'eredità di famiglia. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questa è la nostra prima edizione, racconto dunque della mattinata. Avete sentito, sono molte le novità, cominciamo proprio dai vaccini. Dopo la moratoria, la dura presa di posizione del ministro Lorenzin, ha detto qualsiasi epidemia adesso dunque sarà colpa del Veneto, e la controreplica ieri del governatore Luca Zaia. Cosa succede? Che devono fare dunque i sindaci? Su questo hanno linee differenti. Chi resterà al fianco del governatore Zaia dando il via dunque a questa moratoria e chi intende invece proseguire con l'obbligo come vuole il governo. La moratoria della Regione, il governo che prepara un ricorso e una lettera di richiamo, invocando il commissariamento della Presidenza del Veneto. Se lo scontro tra Roma e Venezia è più aperto che mai, non stanno meglio gli amministratori locali. Asili e scuole materne già partite, media il via da oggi, calendario scolastico che fa ufficialmente suonare la campanella il 13 settembre e una diffusa incertezza su come comportarsi. Con risultato che, come hanno già fatto le regioni, anche i sindaci viaggeranno in ordine sparso, orientati verso il mantenimento dell'obbligo e il rispetto della legge nazionale e quelli del Partito Democratico. Giovanni Manildo, sindaco di Treviso, lo ha detto chiaramente. L'idea dell'obbligatorietà della vaccinazione della legge è qualcosa che mi piacerebbe che non fosse necessario, però questa legge c'è e la dobbiamo applicare. Abbiamo dato mandato all'assessore Cabino di studiare con l'avvocatura tutte le implicazioni della circolare, ma rimaniamo dell'idea che sia per poter frequentare, visto il principio di legalità e la legge statale, sia necessario aver vaccinato i propri figli. Niente accesso a nidi e materne ai piccoli scoperti, quindi, salvo l'impegno alla vaccinazione messo nero su bianco dalle famiglie. Stessa posizione per il comune di Mira, in Riviera del Brenta, o a Noventa Padovana, dove è sindaco il segretario regionale del PD Alessandro Bisato, che parla di pasticcio che ingenera solo confusione. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, punta ad applicare la moratoria, ma per prudenza aspetta il via libera dell'avvocatura civica. In stand-by anche Fabio Chies, neo sindaco di Conegliano, mentre i leghisti, a cominciare dal sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, si schierano in massa dalla parte di Zaia. Ho vaccinato i miei 2 figli, ha detto Marcon, ma sono contrario all'imposizione. L'impressione è che la confusione renderà più blandi i controlli e rischierà di creare una situazione a macchia di leopardo difficile da gestire. Nel frattempo Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria trevigiana, accusata di aver finto di vaccinare i bambini, lo ricorderete, prima nel distretto sanitario di Codroipo a Udine, dove aveva lavorato tra il 2009 e il 2015, e poi l'ULSS 2 di Treviso, dove si era trasferita in seguito, è indagata dalla Procura della Repubblica di Udine anche per l'ipotesi di reato di peculato. Ricevuti gli atti del fascicolo di Treviso, ora unificato in Procura Udine, la magistratura friulana ha ritenuto di mantenere ferma, oltre all'ipotesi di omissione d'atti d'ufficio e falso in certificazioni, anche quella di peculato
peculato inizialmente ipotizzata solo dai colleghi trevigiani. L'ipotesi, dicevamo, di peculato è contestata perché l'assistente sarebbe entrata nella disponibilità dei vaccini destinati a uso pubblico e li avrebbe poi distrutti o utilizzati in modo diverso. Tra l'altro, proprio di vaccini parliamo questa sera a 20:10, sarà ospite l'assessore Cabino, citata poco fa dal sindaco Manildo, e il consigliere regionale della Lega Nord Villanova, per capire le due opinioni, i due fronti su questo. Ora, la tragedia della bimba, la piccola Sofia, morta a 4 anni di malaria. Ieri, come dicevamo, è stata disposta l'autopsia, se ne attendono gli esiti. Arriva però da Roma una task force del Ministero. Ci aggiorna in diretta da Venezia Ilaria Marchiori. Ilaria. Sì, buongiorno. Mentre si cerca di far luce sul caso di malaria che ha ucciso una bimba di 4 anni che era stata in vacanza a Bibbione con i genitori e il fratellino, il Ministero della Salute ha annunciato l'invio di una task force per cercare di capire che cosa sia realmente accaduto. Sul corpo della piccola nel frattempo è stata anche disposta l'autopsia. Nel frattempo hanno escluso anche l'ipotesi del contatto con 2 bambini del Burkina Faso che erano ricoverati proprio a Trento per la malaria. Quindi l'idea di un insetto vivo e vegeto che può sopravvivere anche oltre 20 giorni è sicuramente da tenere in considerazione, come anche l'ipotesi che possa essere stato trasportato ovviamente ad insaputa di qualche viaggiatore. A questo punto non si esclude nemmeno la possibilità di un caso di malaria autoctona. La bambina, lo ricordiamo, si è sentita male il 13 agosto scorso mentre era in campeggio a Bibbione insieme alla famiglia. È stata ricoverata inizialmente nell'ospedale di Portogruaro per diabete e meno di 3 giorni dopo era già nel reparto di pediatria dell'ospedale di Trento, da cui non è più uscita. Non resta che attendere i risultati delle varie analisi e poi capire come si muoveranno. Da Venezia è tutto, restituisco la linea. Grazie Ilaria Marchiori, dovessero esserci novità torniamo a collegarci in diretta con te. Ora però ci spostiamo invece a Padova con Federico Fusetti per un caso di bullismo. In diretta, Federico. Sì, buongiorno da Padova. Abbandono di minore è l'accusa con cui sono indagate 4 insegnanti di una scuola elementare dell'Alta Padovana. La vicenda è legata a presunti atti di bullismo che sarebbero avvenuti nello scorso febbraio, ma che ha avuto in queste ore uno sviluppo giudiziario. Il pubblico ministero infatti chiede l'archiviazione dell'inchiesta, la situazione non è chiara, ma il padre della presunta vittima e il giudice per le indagini preliminari la pensano diversamente, tanto che il magistrato ha fissato un'udienza a porte chiuse per il prossimo 22 settembre per approfondire la vicenda, che potrebbe dunque portare anche ad un processo. Tutto era partito dall'aggressione di un genitore nei confronti di un compagno del figlio, accusato di aver commesso atti di bullismo. Pochi giorni dopo, sempre questo genitore presenta anche una denuncia dai carabinieri e accusa 3 compagni del figlio di averlo preso di mira, sia in classe che al termine delle lezioni, e così nel mirino finiscono anche le 4 insegnanti che non avrebbero vigilato a sufficienza. Partono le indagini, emerge un quadro di dispetti, minacce, litigi tra ragazzini. Sta di fatto che la vicenda non finisce qui dunque, perché il padre della presunta vittima, tramite l'avvocato, si oppone all'archiviazione e così le parti si ritroveranno in aula il 22 settembre. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Federico Fusetti. Ora a Verona 2 incidenti che provocano 2 vittime nelle ultime ore. Uno ha dell'incredibile, la moglie che in manovra proprio davanti al garage di casa travolge e uccide il marito. Una distrazione incredibile, assurda, fatale. Il marito sullo scivolo del garage, ma la moglie al volante dell'auto per parcheggiare la vettura non lo vede e scendendo lo travolge. Il dramma ieri pomeriggio a Mozzecane. L'urlo dell'uomo, Luigi Aldeghieri, 60 anni, e lo shock della consorte che lo vede a terra in gravissime condizioni. Chiama disperata il SUEM, la situazione è talmente seria che arriva l'elisoccorso per trasportarlo d'urgenza in ospedale a Verona, ma il 60enne sopravvive solo poche ore prima di spirare tra le lacrime della moglie. E le tragedie nel veronese non sono finite. All'alba un'altra croce sulla strada statale 434 Transpolesana, in località Palesella. Un 47enne di Rover Chiara ha perso la vita mentre viaggiava in sella alla sua Vespa intorno alle 5 in direzione Rovigo. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, ma dalle condizioni del corpo sembra che dopo essere caduto a terra, forse per aver toccato lo pneumatico di un camion lasciato sul ciglio della strada o perso dall'autista pochi istanti prima,
sia stato travolto da un'auto. Un altro camionista che sopraggiungeva si è subito fermato per prestare soccorsi, ma la situazione è parsa immediatamente drammatica. Sul posto anche i sanitari del SUEM 118 con un'automedica e un'ambulanza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Ora la leggera scossa di terremoto nella notte amiane ancora. Come riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha fatto registrare una magnitudo di 2.2, la terra ha tremato poco dopo la mezzanotte, l'epicentro invece a 12 km di profondità. Il SUEM Veneto ha comunicato che non ci sono stati danni provocati dal lieve terremoto. Come diciamo però non è il primo, scusate, negli ultimi giorni. Ora a Venezia per un furto abile di questo ladro che è entrato in un negozio griffato Prada e ha sfilato dal manichino una giacca da 50.000 euro. Un furto degno di Arsenio Lupin. Lunedì sera un abile ladro con ogni probabilità di origine asiatica ha rubato una preziosa giacca in pelle di coccodrillo nel punto vendita Prada di Campo San Moisè a Venezia, per un valore di 50.000 euro. Non è chiaro come il malvivente sia stato in grado di portarla via, dal momento che il furto è avvenuto verso sera, quando la boutique era ancora aperta. Dai fotogrammi del sistema di sicurezza però si vede l'uomo sfilare il prezioso capo dal manichino e inserirlo all'interno di una busta per poi uscire dal negozio come se nulla fosse. Il sistema di sicurezza non sarebbe dunque scattato, probabilmente il ladro è riuscito a manomettere il sistema antitaccheggio. Gli agenti di polizia di Venezia sono alla ricerca del ladro nella speranza di riuscire ad identificarlo e rintracciarlo sulla base delle registrazioni della videosorveglianza. Adesso a Padova preoccupazione all'Interporto per un forte odore di metano. I lavoratori hanno chiamato i vigili del fuoco che stanno lavorando ancora in questi minuti per cercare di capire a cosa sia dovuto questo forte odore. Sentiamo. Vigili del fuoco ancora all'opera all'Interporto di Padova per inertizzare e travasare su un'altra cisterna il metano rimasto in un serbatoio, dal quale ieri pomeriggio è avvenuta una fuga del gas. L'allarme era scattato verso le 16:30, alcuni lavoratori hanno sentito un forte odore e avvertito i pompieri che in poco tempo hanno rilevato la perdita e iniziato a mettere in sicurezza il serbatoio. Lo sfiato si era attivato grazie a un meccanismo di autoregolazione. Nessun pericolo per i lavoratori che hanno quindi potuto riprendere il loro turno di lavoro, mentre i vigili del fuoco hanno transennato la zona. Le operazioni di blocco del metano e di travaso in una autocisterna sono riprese stamattina presto e continuano in questi minuti. Ora i controlli della polizia stradale durante i 4 giorni dell'Home Festival a Treviso. Ci sono delle storie particolari, intanto 159 controlli, 159 multe elevate e per un numero complessivo di 360 punti tolti ai giovani non solo. Tra i casi quello di una ragazza fermata in stato di ebbrezza mentre stava andando a recuperare la patente di un amico che era stato fermato anch'egli. Vediamo. Abbiamo un problema, lo mettiamo dopo. Allora, ok, proseguiamo, adesso lo vedremo, più o meno vi abbiamo già raccontato tutto, ma vedremo dopo il servizio. Ora, con la ripresa dei lavori invece in Consiglio regionale arriva la proposta da parte del Movimento 5 Stelle, a guida Jacopo Berti, alzare la voce ancora una volta sui cavilli della loro battaglia, che è quella contro i vitalizi. Sentiamo. 2 anni fa abbiamo chiesto l'abolizione totale di tutti i vitalizi. Visto che purtroppo ad oggi è ancora lettera morta, chiediamo che intanto chiunque abbia patteggiato per reati gravissimi, come penso a reati anche di corruzione, non riceva più il vitalizio, venga abolito. La proposta di legge regionale del Movimento 5 Stelle riguarda chi ha patteggiato una pena inferiore a 2 anni e 6 mesi, che attualmente continua a percepire il vitalizio dalla Regione Veneto. Mentre per i consiglieri attuali ci si sta lentamente muovendo verso l'abolizione di questo odiato privilegio, con la proposta del leghista Marino Finozzi, che dovrebbe eliminare definitivamente anche la forma oggi in vigore, assai più blanda rispetto al passato, resta il tema dei 245 ex consiglieri che continuano a percepire l'emolumento, nonché a difenderlo con le unghie e coi denti nelle sedi istituzionali. Chiediamo che venga abolita anche, venga tolta dai finanziamenti regionali l'associazione ex consiglieri, ovvero l'associazione che difende il vitalizio, questo odioso privilegio che va, ripeto, abolito definitivamente. Risale a circa 2 anni fa, ricorda Berti, una nostra
nostra proposta di legge relativa all'abolizione dei vitalizi, alla riduzione degli stipendi e all'introduzione di un vero sistema contributivo per le pensioni dei consiglieri regionali, uguale a quello in vigore per tutti gli altri cittadini. Tutti i gruppi politici si erano dimostrati a parole ben disposti, ma ad oggi nulla di concreto si è visto. Io dico solamente che se venisse applicata la legge Fornero a tutti i politici sarebbe un momento di giustizia, di equità. È quello che noi abbiamo già chiesto a livello nazionale e che ovviamente vogliamo anche qui a livello locale. Solamente giustizia ed equità per tutti i cittadini. Ora torniamo a Padova per un altro grande progetto in attesa ormai da più di qualche decennio, cioè il nuovo ospedale. Ricorderete del contrasto a distanza tra il sindaco Giordani e il governatore Luca Zaia per un'area che era già stata decisa. Giordani non va bene e allora adesso si fa avanti un altro comune, che è Limena. Siamo noi pronti ad ospitarlo. L'ospedale di Padova a Limena? Perché no, afferma il sindaco Costa, che dà una notizia interessante. Limena si propone come sede del nuovo ospedale, perché noi abbiamo un'area che potrebbe ospitare, capiente, che potrebbe ospitare il nuovo ospedale e siamo disponibili a parlarne. Ci dica qualcosa di più, quanto grande sarebbe e con che tempistica sarebbe disponibile? L'area è di circa 500.000 metri quadri. Ma l'operazione si può fare anche subito perché ho sentito i proprietari sono disponibili e quindi chiedono molto? Possibilità. Adesso io non mi posso esporre perché non abbiamo parlato di cifre e quant'altro. L'area si troverebbe vicino alla tangenziale di Limena a fianco della corsia direzione Cittadella. Costa sottolinea come proprio la tangenziale garantirebbe una viabilità all'altezza dei carichi di traffico di un ospedale. Limena o no sono i suoi concittadini a sperare che Padova abbia un ospedale adeguato. Io vorrei capire se ci sono i soldi per fare il nuovo ospedale, credo che questa domanda meriti una risposta e se sì, se ci sono i soldi bisogna decidere dove farlo. A Limena in autunno verrà inaugurato il nuovo restaurato distretto sanitario, una sorta di pre-ospedale che oltre a prestare cure specialistiche evita di dover andare al pronto soccorso. Io ancora oggi mi domando perché l'ospedale non è stato fatto a Padova Ovest, era già stato tutto fatto, tutto firmato, tutto pronto, improvvisamente cambiato il sindaco, cambiati i progetti. Adesso una storia che ha dell'incredibile, quella di due fratelli che si sono picchiati selvaggiamente davanti alla tomba del padre per l'eredità. In diretta da Vicenza, Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, una buona giornata dalla redazione di Vicenza, una scazzottata tra fratelli davanti alla tomba del padre morto da una quindicina d'anni. Ringo il parcheggio del cimitero maggiore di Vicenza, la procura ha chiuso le indagini citando entrambi a giudizio con l'accusa di lesioni personali. Tra i due e la sorella gli scontri erano iniziati praticamente subito la scomparsa del genitore per questioni di eredità e si trascinavano quindi da tempo. Quel giorno i fratelli si erano trovati per caso al Camposanto, appena si sono visti l'astio è emerso con estrema violenza, hanno cominciato a insultarsi davanti alla gente allibita, si sono dati appuntamento al parcheggio e qui se ne sono date di santa ragione, calci, pugni, sberle, c'è voluto l'intervento di un passante per separarli. Si sono recati entrambi all'ospedale, hanno ricevuto una prognosi di una decina di giorni, poi è scattata la denuncia ai carabinieri e ora la battaglia dovrebbe continuare nell'aula del tribunale. Questo per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Speriamo in altri termini in aula. Grazie a Vanessa Banzato da Vicenza. Ora torniamo a vedere dunque quelle 159 multe e 360 punti decurtati dalle patenti dei giovani e non solo che hanno partecipato all'Home Festival. Nei 4 giorni infatti ci sono stati molti controlli della polizia stradale. 159 violazioni del codice della strada con patenti decurtate per 360 punti complessivi e oltre 15.000 euro in sanzioni. È il bilancio dei controlli della Polizia Stradale di Treviso nei 4 giorni dell'Home Festival. 70 le pattuglie in azione con 150 uomini hanno controllato tutta l'area attorno all'ex dogana, riscontrando come si siano ripetute le infrazioni più pericolose alla guida, come l'assunzione di alcol e droghe, l'uso del telefonino mentre si guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. 800 le persone controllate in oltre
oltre 700 veicoli, 3 carte di circolazione, 18 patenti ritirate, di queste 12 per abuso di alcol, con 5 conducenti denunciati penalmente in quanto con tasso alcolico ben oltre il limite consentito. Di questi 3 ragazze, tutte sui 25 anni e tutte con tassi di alcol nel sangue che andavano da un minimo 1,10 a 2,04. Situazioni a volte davvero singolari, come per la ragazza di Roma a Treviso per il festival, che è stata fermata dalla polizia completamente ubriaca mentre in auto stava tornando in albergo a prendere la patente di un amico, precedentemente fermato in un altro luogo da un'altra pattuglia e trovato nelle stesse condizioni alcoliche. Un favore che le costerà caro, visto che la sanzione per reati del genere va da 1.500 a 6.000 euro, con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco con altre novità. Informazioni di Antena 3, torniamo in diretta con la nostra prima edizione, c'è un altro aggiornamento sulla morte della bimba di 4 anni per malaria, per chi indaga per omicidio colposo contro ignoti, la procura di Trento in seguito alla morte di Sofia. L'inchiesta aperta contro ignoti d'ufficio con questa accusa punta ad accertare se siano stati eseguiti i protocolli prescritti per le cure e per ricostruire ovviamente con precisione le tappe cliniche che hanno portato alla morte della bimba. Ora a Conegliano, se ci siamo, possono trovarci. L'Associazione Donatori Midollo Osseo sta portando avanti un progetto che ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la donazione di cellule staminali da midollo osseo, con un testimonial. Vediamo chi. Oggi è possibile salvare molte vite con un semplice prelievo di sangue e senza ricovero. Dal sangue del cordone ombelicale possiamo ricavare cellule staminali e queste possono essere impiegate in alternativa alle cellule staminali prelevate dal midollo. Ho capito quanto sia importante per noi che veniamo da altri paesi diventare donatori e donatrici per aiutare i nostri connazionali. Giovani che hanno scelto di aiutare chi sta soffrendo, che ha bisogno di aiuto. Così è nato il progetto Se ci siamo, possono trovarci, che ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la donazione di cellule staminali del midollo osseo e del sangue cordonale. Una semplice donazione che può salvare la vita di persone affette da gravi patologie come la leucemia, i linfomi ed altre gravi malattie del sangue. Una campagna di sensibilizzazione che vedrà coinvolti gli studenti delle scuole superiori. Testimonial d'eccezione Alessandra Patelli, atleta coneglianese della nazionale di canottaggio. Sono molto contenta di riuscire ad arrivare a loro se riesco e appunto a far vedere che è molto semplice, basta appunto fare un piccolo periodo del sangue e poi se ci sarà la fortuna di essere compatibili anche comunque le procedure dopo non devono spaventare. I donatori devono avere un'età compresa tra 18 e 35 anni, per questo la campagna prevede il coinvolgimento delle scuole superiori. L'iniziativa dell'Associazione Donatori Midollo Osseo a Conegliano partirà dall'Istituto ITIS. È importante parlare di squadra perché quando si aiutano le persone soprattutto si sensibilizzano per una situazione così difficile come quella di alcune malattie. È bello trovare le soluzioni tutti insieme, è bello esserci tutti. È importante incentivare campagne di comunicazione e sensibilizzazione perché la cultura del dono presente nella nostra regione con un numero di oltre 50.000 iscritti sia fatta propria anche dalle nuove generazioni. E allora insieme siamo più forti, lo abbiamo dimostrato in questi mesi risolvendo appunto insieme tanti casi, tante piccole storie e problemi a voi cari. Continuate a segnalarci quel che accade, troveremo insieme una risposta, lo dico ad Antenna, redazione @antena3.it 0422 023 0898 oppure mandate un sms o un WhatsApp al 351 1755 340. Ottava edizione della Maratonina di Mestre vede la partecipazione del campione olimpico di ginnastica artistica Igor Cassina. Domenica 10 settembre tutti alla Maratonina di Mestre, giunta all'8ª edizione ma con una tradizione ben più lunga. Quest'anno ci sarà un partecipante d'eccezione, la medaglia d'oro olimpica di ginnastica artistica Igor Cassina, che oltre ad essere il testimonial ha deciso di essere anche protagonista della gara. Il fine di questo evento è indubbiamente quello di sensibilizzare i giovani e non alla pratica dello sport, alla corsa in questo caso, a quanto ci fa star bene fare attività fisica e condividere dei momenti di emozione, di passione, di gioia, anche sì di fatica, perché la fatica di oggi ricordiamoci bene che sarà il risultato di domani e quindi poter anche attraverso i nostri gesti mettere in condizione persone più bisognose, attraverso quindi la solidarietà, di poter risolvere diverse dinamiche della vita quotidiana, penso che sia un valore aggiunto. Abbiamo tutti un cuore, quindi ognuno di noi il 10 settembre potrà fare
tanto. Ciao ragazzi! Come da tradizione la manifestazione prevede 3 percorsi, tutti con partenza e arrivo in Piazza Ferretto. I primi 2 di 6,5 km e 13,5 non competitivi e il terzo di 21 km che sarà valido invece anche come campionato italiano Libertas di mezza maratona. È importante perché connette lo sport al sociale, ma è un modo anche per permettere alle famiglie e ai cittadini di distrarsi da quella che è la solita routine quotidiana e quindi di divertirsi, di aggregarsi con i bambini, un momento di festa ma anche appunto per invalare dei valori, i valori dello sport che sono aggregazione, sono la determinazione, sono il saper cadere e poi rialzarsi più forti di prima di fronte agli ostacoli del percorso. Noi siamo pronti, abbiamo organizzato tutto per benino, ricordiamo l'indirizzo solidale di questa iniziativa, noi puntiamo che tutto l'incasso delle iscrizioni possa essere versato ad Emergency ed a Vapo. Ora tra pochissimo, c'è ore 13 con Pier Giorgio Paladin, oggi tema Veneto, terra di amministrazioni virtuose. In studio ci saranno il sindaco Riccardo Szumski, primo cittadino di Santa Lucia di Piave, e Stefano Busolin, presidente di Ascotrade. Questa sera poi torna 20:10, non dimenticatelo, dicevamo dedicheremo la puntata allo scontro sui vaccini, che fare, cosa devono fare i genitori, ascoltare certi sindaci, ascoltarne altri, seguire la regione o il governo. Ci saranno in studio l'assessore del comune di Treviso Anna Caterina Cabino e il consigliere regionale della Lega Nord Alberto Villanova. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, adesso le previsioni meteo per le prossime ore insieme ad Alice Montagnier, ci rivediamo a partire dalle 18:30, buona giornata. Locali disturbi sulle nostre regioni, specie sui monti, sulle pianure invece prevale il bel tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto un cielo più nuvoloso interesserà i settori montuosi del Vicentino e anche il Bellunese, zone dove sono attese alcune precipitazioni, localmente anche temporalesche, cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature massime comprese tra i 23 e i 29 gradi, minime attese tra i 13 e i 18 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, tempo più compromesso sull'Udinese più settentrionale dove sono attesi anche dei temporali, specie al pomeriggio. Sul resto del territorio prevale il bel tempo. Temperature massime tra i 24 e i 27 gradi, valori notturni sui 12-16 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, cielo più nuvoloso sui confini alpini dove sono attese anche delle piogge, piovaschi e schiarite anche sul Trentino, altrove sarà più soleggiato. Temperature massime tra i 27 e i 29 gradi, valori notturni sui 13-14 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti invece saranno moderati e da sud-est. Dal meteo di Antenna 3 anche per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.